Alex Marangon rimane avvolta nel mistero. Venerdì l'autopsia, emergono ulteriori particolari sulla festa New Age. Il 25enne aveva deciso di fare un bagno nel Piave appena arrivato all'abbazia di Vidor. Marmolada, 2 anni fa la tragedia in cui persero la vita 11 alpinisti, il dolore e le cerimonie per ricordare le vittime e la testimonianza di uno dei sopravvissuti. A un mese dall'insediamento del nuovo amministratore delegato, la proposta di applicare contratti di solidarietà al 40% ai lavoratori, il no dei sindacati, accordo penalizzante. I familiari di Davide Baggio, il cittadellese morto in un incidente stradale in Egitto, pronti a partire per il Nord Africa. La moglie dovrà essere nuovamente operata prima di rientrare in Italia. Risveglia nel cuore della notte, si ritrova faccia a faccia con un ladro incappucciato. Sono veri attimi di terrore quelli vissuti da madre e figlia nella loro villetta a Mogliano Veneto. Truffa del falso incidente, restituiti dalla Polizia di Stato 50.000 euro di preziosi a 2 vittime padovane, per entrambe la gioia di aver recuperato oggetti dall'inestimabile valore affettivo. Nuove protesi sempre più sofisticate permettono di migliorare la vita di molti pazienti amputati, questo grazie a un team di chirurghi plastici, bioingegneri e riabilitatori all'ospedale di Padova. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione regionale dei nostri telegiornali. Cominciamo subito con le notizie, la cronaca in primo piano. La morte di Alex Marangon rimane avvolta nel mistero, venerdì l'autopsia. Alex aveva saputo della festa tramite un tam tam, non conosceva direttamente gli organizzatori, un evento al quale hanno partecipato una ventina di persone, dedito alla meditazione e all'ascolto di musica New Age con una frequenza di 432 Hz. Cosa sia accaduto alle 3 del mattino per far uscire il 25enne velocemente dall'abbazia di Vidor e borbottando qualcosa saranno le indagini ad accertarlo. La procura, con il pubblico ministero Giovanni Valmassoia, ha aperto un fascicolo come atto dovuto per morte come conseguenza di altro reato. Non ci sono al momento persone indagate. Sarà l'autopsia che sarà effettuata dall'anatomopatologo Alberto Furlanetto a chiarire le cause della morte del giovane. Venerdì mattina in tribunale a Treviso verrà conferito l'incarico e lo stesso giorno sarà eseguito l'esame autoptico e tutti gli accertamenti tossicologici per accertare le condizioni psicofisiche del ragazzo. All'evento, che abbraccia la medicina e la cultura delle tradizioni sciamaniche, i partecipanti potrebbero aver assunto la ayahuasca, una pianta considerata curativa ma che, se presa in quantità maggiori, potrebbe dare effetti allucinogeni. Tutte le ipotesi sono al vaglio degli inquirenti, nulla viene scartato né tralasciato. Se Alex fosse stato, ma il condizionale d'obbligo, sotto l'effetto di questa pianta, potrebbe essere uscito andando incontro alla tragedia. La zona è impervia ed il Piave da sempre pericoloso, ancor più con l'oscurità. Piave è un posto che quando ti sei accorto sei dentro nell'acqua e ti trovi con l'acqua veramente fonda, però qua per perdersi una persona sta un attimo, perché perdi la tramontana nel Piave. Nelle ultime ore si è svolto nell'obitorio dell'ospedale di Montebelluna un ulteriore esame esterno della salma. Il giovane non ha segni evidenti di aggressione, non ha nessuna ferita da difesa nelle mani. Ha una lesione all'addome ed un morso, forse causato da un animale. Inoltre aveva l'occhio ed una parte del volto tumefatto, ferite che potrebbero essere compatibili con l'urto del corpo trascinato dalla fortissima corrente del Piave per almeno 4 chilometri fino a dove è stato trovato, con pietre e rami presenti nel fiume. Intanto gli investigatori, dopo aver sentito i partecipanti all'evento, stanno continuando gli accertamenti sul cellulare di Alex per verificare se avesse o meno chiamato qualcuno prima della tragedia. Quando alle 3 era uscito, gli altri ragazzi, non vedendolo rientrare, lo avevano cercato fino alla mattina. Poi l'allarme e le ricerche. La speranza di ritrovarlo vivo si è infranta sul Piave, in un isolotto a Ciano del Montello. Marmolada, oggi la cerimonia 2 anni dalla tragedia in cui persero la vita 11 alpinisti. Quello che ho vissuto io è stato semplicemente sentire un grande boato venire dall'alto e io sono miracolato perché fortunatamente sono riuscito a spostarmi di quel tanto che bastava da essere colpito solo parzialmente. E ovviamente il primo pensiero è per chi non c'è più, e in particolare ai miei compagni di cordata di quel giorno, che erano Nicolò, Paolo e Filippo, e penso che il miglior modo per tener vivo il loro ricordo
per me sia continuare a portare avanti la passione per la montagna. Le parole di Riccardo Franchina a 2 anni dalla tragedia, il distacco del Seracco che travolse e spezzò sotto una valanga di ghiaccio e pietrame la vita di 11 persone, 8 veneti, 3 dei quali suoi compagni di cordata, la guida alpina Paolo Dani, Filippo Bari, il cui selfie scattato davanti alla montagna divenne simbolo di una tragedia, e il più giovane di tutti gli alpinisti travolti, Niccolò Zavatta, come Riccardo di Barbarano Vicentino, che ha trasmesso alla comunità un'eredità di amore per l'ambiente onorata oggi dall'impegno dei suoi amici. I suoi amici hanno costituito un gruppo, si chiama Un Posto in Cui Tornare, che ha raccolto la criticità ambientale e ha veramente unito questo gruppo di giovani, trasmettendo dei messaggi importanti fra loro nella comunità e coinvolgendo anche con iniziative veramente extracomunali di alto livello. Hanno fatto sì che la tematica ambientale sia molto sempre al centro dell'attenzione, per cui sono stati bravi e Niccolò ha lasciato questo messaggio veramente importante. Evento che ha lasciato una cicatrice indelebile a livello nazionale e che oggi viene celebrato a Trento con un minuto di silenzio osservato in Consiglio provinciale e con una messa di commemorazione delle 11 vittime a Canazei. Ma oltre alla vicinanza alle famiglie, il ricordo dell'assessore regionale Bottaccini è andato all'impegno profuso dai soccorritori. Più di 300 erano le persone nelle prime ore che sono intervenute, e quindi la macchina di soccorsi è assolutamente collaudata, che ha funzionato e che è riuscita anche in imprese direi quasi miracolose, no? Ricordo per esempio quella persona fu recuperata, portata all'ospedale di Treviso e che aveva una temperatura corporea bassissima, tanto da far dire che insomma le speranze erano pochissime e che invece si è ripresa. Insomma, quindi ci sono anche qualche aspetto positivo in quella vicenda e quindi io mi sento anche di ringraziare tutti i soccorritori che hanno esposto a un rischio rilevante la propria incolumità. A un mese dall'insediamento del nuovo AD di Benetton, Claudio Sforza, la proposta di applicare ai lavoratori contratti di solidarietà fino al 40%, il no deciso dai sindacati. Noi siamo molto fiduciosi che l'azienda continui nella sua operatività e che continui nel suo lavoro. Non c'è timore quindi? Ma guardi, timore c'è sempre. Non sappiamo ancora nulla, quando sapremo qualcosa. Timori? Io sono sereno, dopo sì, siamo sereni. Tra chi è fiducioso, chi preferisce non commentare, chi invece qualche timore ce l'ha. È questo il clima che si respira fuori dagli stabilimenti Benetton a Ponzano, dopo la proposta presentata dal gruppo di applicare contratti di solidarietà al 40% per 6 mesi prorogabili, il no deciso di tutte le sigle sindacali. Abbiamo rimandato al mittente questa proposta e da parte dell'azienda c'è stato, come dire, una promessa di revisione rispetto a quello che ci è stato portato ieri. Nonostante le difficoltà non ci saranno licenziamenti, ma dovendo correlare le risorse umane all'attuale volume d'affari verranno utilizzati gli ammortizzatori sociali. Ad annunciarlo circa un mese fa, poco dopo il suo insediamento, anche con un post sul suo profilo LinkedIn, il nuovo AD di Benetton, Claudio Sforza. Sacrificio che i sindacati non sono disposti ad accettare. Un 40% in questo momento vuol dire far pesare ancora di più la crisi alle famiglie che già hanno grosse difficoltà. A parte gli operai, diciamo che il sacrificio cade soprattutto nella parte impiegatizia, stiamo parlando di oltre 1000 persone, tra Ponzano e Castrette. La proposta va considerata come un'azione a tutela dei posti di lavoro, precisano fonti interne all'azienda e alle agenzie di stampa. Questo per evitare licenziamenti. Il no dei sindacati alla proposta ha fatto risolvere l'incontro in un nulla di fatto. Le nostre preoccupazioni sono di due tipi. Il primo, l'ammontare dei disagi e quindi la salvaguardia dell'aspetto salariale dei lavoratori. Ma quello più grande riguarda il futuro di Benetton, perché il sogno di tutti i lavoratori che ormai da oltre 10 anni vedono i bilanci in difficoltà è quello di ritornare ad essere un'azienda performante. Noi sostanzialmente chiediamo all'azienda di ridurre la percentuale di solidarietà, che significa ridurre il disagio ai lavoratori e, come dire, aiutare a colmare il gap tra la differenza del salario rispetto all'incidenza della solidarietà e quindi integrare magari la retribuzione al 100%. Decisioni e trattative dunque rimandate al prossimo incontro il 15 luglio con le sigle sindacali che chiedono venga anche presentato un piano industriale per capire quali saranno i progetti per il futuro dell'azienda. È tutto momentaneamente rimandato a lunedì, lo aspettiamo fiduciosi e abbiamo fiducia un po' in tutta
la famiglia che comunque non è assente e siamo aperti alla discussione. Familiari di Davide Baggio, cittadellese morto in un incidente stradale in Egitto, pronti a partire per il Nord Africa, stabili le condizioni della moglie. Potrebbero partire presto per l'Egitto i familiari di Davide Baggio e Chiara Tombolato, i due coniugi di Cittadella coinvolti in un drammatico incidente mentre erano in vacanza ad Hurghada nel Mar Rosso. Le condizioni di Chiara Tombolato sono stabili, dovrà subire un'ulteriore operazione prima di poter prevedere per lei un rientro in Italia. I familiari poi dovranno sbrigare anche tutte le pratiche burocratiche per cercare di rimpatriare al più presto, entro almeno 10 giorni, il corpo di Davide Baggio che nell'incidente ha perso la vita. I due coniugi infatti erano a bordo di un'auto guidata da un privato, stavano andando a visitare Luxor, una gita programmata, dovevano essere a bordo di un pullman ma i posti erano esauriti e così avevano noleggiato la vettura. I familiari, chiusi nel dolore a Cittadella, si stanno organizzando per la partenza a breve e hanno già preso contatti con il consolato e l'ambasciata italiana in Egitto. Nel Trevigiano adesso ladri in azione a Mogliano Veneto. Il ladro se l'è visto davanti lei? Il ladro me lo sono visto, sì, 50 centimetri, sì. Si sveglia nel cuore della notte e si ritrova faccia a faccia con un ladro, in piedi, dritto di fronte a lei, con il volto nascosto da un passamontagna. Un vero incubo per Luisa, che stava dormendo a casa della mamma nella loro villetta in via Rimini a Mogliano. All'1:15 sento dei colpi fortissimi e mi sono alzata e sono scesa agli scalini, sono venuta qui in entrata e ho visto questo personaggio con il cappuccio nero in testa, aveva dei guanti neri, vestito di nero, sembrava un film veramente, un incubo, e quindi io mi sono avvicinata perché lui non si è accorto di me. Ma quando mi sono avvicinata ho cominciato a urlare: cosa fai? Vai via, vai via, vai via. Insomma, quindi questa cosa veramente... Lui ha alzato gli occhi, mi ha visto e è scappato. Nel frattempo lui aveva rotto il portone e il portone non riuscivo più a richiuderlo. Il tentato furto è stato denunciato ai carabinieri e le indagini sono iniziate subito, nonostante siano pochi gli elementi a disposizione dell'arma per identificare l'uomo. Il portone l'abbiamo fatto già riparare perché chiaramente io... Comunque questa era praticamente la fessura che ha ricavato, adesso l'abbiamo fatta incollare e qui però all'interno era già tutto aperto. In via Rimini il panico si è diffuso in fretta. Non è la prima volta che si verificano episodi del genere a casa nostra, ci dice Luisa. Noi siamo bersagliati, noi non è la prima volta, da noi sono venute tante volte, 8-9 volte, tutte sì. In tantissimi anni stiamo parlando, e hanno rubato con noi tantissimi anni fa, in 5 in casa, e ci hanno portato via un sacco di roba con 5 persone che dormivano in questa casa. In questa zona vivono molte persone anziane e siamo preoccupati per quello che potrebbe succedere, continua Luisa, nel caso i ladri reagissero. Ora mia madre come farà a rimanere in casa da sola? L'abitazione si trova in una zona poco frequentata, a ridosso di un'ampia area verde che agevola la fuga dei banditi dopo i colpi. Intanto un appello a tutto il vicinato, perché tutti orecchie tese e occhi aperti, perché tutti ci si può dare una mano, ma anche le forze dell'ordine che chiaramente sì, devono, se possono, che siano più presenti. Truffa del falso incidente, restituiti dalla Polizia di Stato 50.000 euro di preziosi a 2 vittime padovane. La soddisfazione non solo di vedere bloccati i 2 truffatori, ma anche di poter riavere tutto il maltolto. 2 signore padovane, vittime della truffa del falso incidente, hanno ricevuto dai poliziotti tutti i gioielli che erano stati loro sottratti dai malfattori. Un 23enne e un 18enne, entrambi campani, fermati in stazione a Roma mentre in treno facevano ritorno a casa. Le 2 truffe sono state commesse a Padova il 13 maggio e l'11 giugno scorsi. Nel primo caso ad essere truffata era stata una 87enne padovana, a cui il 23enne aveva portato via anelli, bracciali e collanine d'oro. Il giovane si era presentato come un sedicente maresciallo dei carabinieri che doveva riscuotere una somma di 9.000 euro per risarcire i danni che la nipote della donna aveva provocato in seguito ad un incidente. Il 23enne, approfittando dell'agitazione dell'anziana, aveva rubato anche il bancomat prelevando somme di denaro, una mossa che però aveva consentito ai poliziotti della squadra mobile Euganea di risalire a lui e di bloccarlo con 1.000 euro appena prelevati. La seconda vittima invece è una 60enne dell'Arcella, a cui il 18enne campano aveva portato via
via 40.000 euro di gioielli. Il ragazzo, individuato grazie alle telecamere di sorveglianza della zona in cui vive la sessantenne, è stato anche lui bloccato dalla polizia ferroviaria a Roma. Dopo aver recuperato tutta l'area furtiva, finalmente i poliziotti hanno riconsegnato alle vittime i loro averi, preziosi non solo per il loro valore economico, ma soprattutto per quello affettivo. A Udine ora andiamo a scoprire l'esito dell'incontro tra l'avvocato Tino Maccarrone e il suo assistito Samuele Battistella. Il pugno appare così, senza alcuna motivazione, ma in realtà si vede che ci sono diversi scambi di parole, probabilmente di insulti o qualcosa del genere tra i ragazzi e il povero Tominaga. Rimane ancora irrisolto il nodo dei dialoghi tra Samuele Battistella e i suoi amici all'interno del Buonissimo Kebab, dove si è consumata la tragedia che ha provocato la morte di Shinpei Tominaga e lo stesso Tominaga e i suoi amici. L'avvocato Tino Maccarrone oggi ha incontrato Battistella in carcere, dove si trova in custodia cautelare insieme ai coetanei Wedam e Jouma. Senza le conversazioni e considerando le condizioni di alterazione da consumo di alcolici di Battistella, è impossibile per la difesa ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Il ragazzo ha comunque ricordi assolutamente confusi, si è stupito di alcune cose, lui ricordava delle cose che effettivamente non sono avvenute. Per ora dunque nessun passo avanti nella ricostruzione dei fatti. L'avvocato non è ancora entrato in possesso dei video che sono agli atti delle indagini. Solo in quel momento potrà confrontare la versione del suo assistito con quella degli inquirenti. Vocale che non si sente, che potrebbe avere un qualche peso nella ricostruzione reale della vicenda. Spostiamo ora a Treviso per una vincita milionaria in via Montello. Vince 5 milioni di euro al gratta e vince in una tabaccheria di via Montello, una via appena fuori le mura. Le prime parole della tabaccaia Fiorella Granziera: l'uomo non ci credeva, la persona che ha vinto questi 5 milioni di euro non ci credeva, non rivelerò mai chi è stato a vincere questa somma. Continuiamo con le notizie, andiamo a Padova. Nuove protesi sempre più sofisticate permettono di migliorare la vita in molti pazienti amputati, questo reso possibile grazie a un team di chirurghi plastici e bioingegneri. Fino a poco tempo fa protesi come queste si potevano trovare solo nella letteratura fantascientifica. Ora l'azienda ospedale di Padova, grazie a nuove tecniche d'avanguardia, permette l'utilizzo di protesi bioniche sempre più sofisticate. Chirurgia plastica ricostruttiva ha sempre avuto come obiettivo il ricostruire, e questo è il motivo per cui anche qui a Padova eseguiamo circa una ventina di reimpianti di arti amputati all'anno con successo. In molte altre situazioni purtroppo i monconi ci arrivano talmente danneggiati che questo non è possibile, e quindi tradizionalmente il moncone veniva in qualche modo creato per poter indossare delle protesi tradizionali. È cambiato tutto da quando questa novità scientifica, queste tecniche scientifiche di Target Muscle Reinnervation e Target Sensitive Reinnervation ci permettono invece di confezionare ab initio un moncone intelligente, oppure di rivedere un moncone tradizionale cercando di renderlo intelligente. Il primo intervento al mondo di amputazione di 4 arti con protesi bionica, reinnervazione muscolare e reinnervazione sensitiva è stato fatto a Padova a giugno dello scorso anno. Un impegno che richiede l'utilizzo di multidisciplinarietà. Se non ci fosse questo gruppo di persone composto da ingegneri, chirurghi plastici, ingegneri che fanno progettazione e riabilitatori, sicuramente non sarebbe possibile oggi ottenere questi risultati. E io devo ringraziare anche il mio gruppo, che è composto appunto da medici e soprattutto da fisioterapisti, che sono poi quelli che quotidianamente supportano l'attività riabilitativa. L'azienda ospedaliera di Padova però, grazie all'esperienza maturata, è coinvolta anche in 2 progetti umanitari internazionali, il progetto Gaza e il progetto Ucraina. Probabilmente questo tipo di creare
queste amputazioni osso e pelle in gente giovane è qualcosa di criminale, perché mette in ginocchio la generazione produttiva, quindi è qualcosa di molto più grave rispetto probabilmente alla morte, nel senso che nel momento ricostruttivo ci dovrà essere un grandissimo impegno, ecco quindi che hanno chiesto a Padova un aiuto. Siamo arrivati al termine di questa edizione, grazie per essere stati con noi, una buona serata, arrivederci.